hanno fatto una vura a mano armata e cercò di rubare due guardie giurate della società di vigilanza privata lanuorese, a ben di chiedere distanza a una da esatta e in intro desaccordo dell'istituto chiuso in viale Costituzione, ma sos agenti di squadra mobile desa questura de Nugoro Losana cassaus e arrestaus. Sormal increnioso sono Paolo Mulas, nugoresu de 40 annos, che in precedentes provuras e spaccio de droga, Costantino Pugioni, nugoresu de 48 annos, su puru che in precedentese. Desoperazione andava a vedere questo Manzani in conferenza e stampa, in questura Paolo Guiso, dirigente desi squadra mobile, e sa dirigente Rosa Manzo. Savura la navata su Seichi de Santu Gabini de su 2006, batto spessone se due alfini Guisi e Pugioni, hanno corfio a sa guardia giurata che la navurosa pistola l'hanno lasciato in terra vertu. Su 31 sempre de Santu Gabini, su Mattessi Loccu, batto spessonese e questa volta puru Bivini, Guisi e Pugioni hanno cercato di tornare a rubare si scuola, ma questa volta sa guardia zaia s'alerta prosuchivi capitao a su collega ti spara una paia di pistolettate al facchen dello fughire. Sas indagini desi squadra mobile sono cominciate a spompiare la telecamera de sorveglianza che hanno permesso di identificare a Mulas, de profetto per isas testimonianze e sa confessione di una delle persone che ha fatto usavura. Come sas indagini sono cercando di scoprire sosattero spuro, mancata sa pistola furata a sa guardia che la navendia direttus in casa, in prusi in sinteri de scontrollo se stessi a campo uno ziro de spaccio de droga, che Mulas che la vendiata sor minorenne spuro e in domo sempre de Mulas hanno cattata una decina de grammo de marijuana. Sos agenti del Corpo Forestale Regionale hanno eseguito 7 provvedimenti di custodia cautelare, che in ben carcere 2 assor domiciliares firmato dai su GIP del Tribunale de Castello Cristina Ornano e 2 spedior dai su PM Marco Cocco, pros inchiesta che pertocca tasa Fluorsid de Macchiareddu, de proprietà de Tommaso Giulini, presidente desi squadra de su Castello, che però procomono a tappio per una contestazione. Sas accusas sono pesantes, assozia delinquere inquinamento e disaccato ambientale. Su GIP ha disposto pure su sequestro preventivo de 2 terreni de proprietà de Fluorsid. Su primo in si stabilimento de Macchiareddu de Belle Tresettare, su secondo in sartu de Assemini Amboso, in preaos procollire materiale ervarioso. Sos arrestaos sono Sandro Cossu, direttore de sicurezza de Fluorsid, Marcello Pizzalis e Simone Nonnis di un'azienda esterna, Alessio Varci e Michele Lavagna, direttore de stabilimento Fluorsid. A sor domiciliare sono andato Armando Benvenuto Bollani, mere di una ditta che traballa attacchi in s'azienda, e Giancarlo Leccis desa Fluorsid. S'attività de su nucleo investigativo provinciale desa Volestale è scominciata a pustisi de una installazione del servizio veterinario de sintomos fluorosos in Sarverveches e Chipaschiani in Macchiareddu. Sas intercettazioni s'amboccau a pizzu chi tottu sas attividades illicitas fini organizzadas chi in conti pizzu e che dai stabilimenti de Fluor si dessini una quantità de manna de prugheres tosconosos rilevao desar centralinas arpas chi s'accattano a furriu desi stabilimentu chi in sos ultimos 6 annos han averguao valores fora de legge. Un addoppio che in sos studentes de sos istitutos agrarios de Nugoro sorgono e sin scola provava a dare di agricoltura de precisione, de primo insediamento e esplicare a sos agricoltores e a sos allevadores un'applicazione pro su telefoneddu che permittiti de essere sempre aggiornados supra sas scadenze de sa politica agricola comunitaria e de su piano de sviluppo rurale. Allo promuovere in Nugoro in Sagrario Brausa col diretti Sardigna che in su Università de Tattari. A s'addobbio hanno piccao parte Luca Saba, direttore regionale dell'Assozio, Simone Cualbu, presidente della Coldiretti di Nugorio Zastra, su direttore Alessandro Serra e in prur de sos studentes e sos professores desagrariu bivini agronomos e studentes universitarios della Facoltà de Agraria e Scienzial Forestaler de Nugoro e Tattari. Alfonso Orefice de Coldiretti e su professore Filippo Gambella dell'Università de Tattari hanno vedao desagricoltura de precisione chiesto una strategia gestionale
che impreati strumentos modernos provacher interventos agronomicos piccando in consideru os bisonzos e sos piessignor biochimicos e fisicos de su terrinu. Innovaziones tecnologicas chi servino pro aiutare sos agricoltores, minimando su tempus e facer fruttare a su massimu s'aziendas agricolas. Pro cussu bicheren e tecnicos preparados e agricoltores capaces de impreare sa tecnologia e s'informatica. In sintesi de su convegno hanno presentato applicazione pro su telefoneddu Terra Innova chi ha maniaus col diretti. S'agricoltori dunque podet impreare su telefono pro ischire totus a novidades de sa PAC mescamente totus a novidades burocraticas risparmiando tempus. Liceo in cabaret e si spettacolo fatto in Sardie Scoladas in s'auditorium de su liceo artistico Francesco Ciusa de Nugoro ammaniau dai sos alunnos chi in sa direzione artistica e sa regia de Sebastiano Mastino de sa compagnia Sciardana Teatru hanno fatto un laboratorio de cabaret. Si spettacolo la naturara fa che speri che napura su de che nova esempio in s'auditorium desistituto. Sospizzinnos una bindichina in totus si un impinna ormeda e a pustir de sardudas a de su cuminzu si sono lassaus andare e hanno chiuso os insegnantes e coordinator de Maria Grazia Carta che a tamaniau vinza si scenografia desi spettacolo. Su teatro ha permitto a sordischentes de superare sa timoria de su pubblico e de su palcoscenico e sono resessios a facere un spettacolo galano e spassioso pro su pubblico accudio all'ubiere. A pustir de battos partidas perdias in sos primos duos turnos de campionau, pro su Nugoro Softball sappa de sta ribadas a prima vinchida de stagione in su campo de Nugoro chi in su Saronno, chi in su punteggio de 7-6 in gara 1, mentre in gara 2 hanno perdi 1-0. Custa vinchida che in una formazione de Gabbale a Torrao Viduzia si squadre l'ha dato sa forza de sicchiri su campionau e provare a tornare a vincere. In gara 1 servidas a forza des americana Dani Fonseca chi este a sa seconda presenza in Nugoro. In sa gara 2 invece se Sal Lombarda non hanno lasciato tretto a Salmerer de Dommo, ma sa vinchida de gara 1 vita importante prova che scomprendere a su Nugoro Softball chi può giocare anime pari che in chiesi siata. In como in sa partita inveniente sa Nugorese sa giocare in su campo de su Bollate chi este sa prima de su girone A.